Ara Mattarella. Ehi la Sergione, come andiamo? Siete pronto ad andare a fare lavoretti in Parlamento? Ah, gatto parecchiacca, Savidi, vide, rondè, che te fa senatore a vita. Hai gatto capia? Senatore a vita. Congiugare sua parola a vita, che sarebbe desta cama, ti dici a vita, sarebbe in vita. Ma se dico in vita non fa ridere, a vita, te capia? Dimmi tutto. E insomma, potrebbe andare meglio, che mi fiavo che aveva un compagno di classe, che aveva un compagno di basket, che si sta a contatto con positivo. E ora, siccome che altri 6 compagni su 22 sta a contatto col mister positivo, anche sua sorella di uno risulta positiva in farmacia, no, mo è coare, farmacia. Ma te fidito, in 3 ore, tutti positivi. Uno Omicron, uno Delta, uno classico. Mi si arriva il messaggio del preside che ha detto meglio che stanno a casa. Ma anche se non ha niente, se si è tomato, è il preside Alessio, presente quello che ha sposato, è il cognato di Maurizio, sì, è parrucchiera, bravo. Anche io che ha febbre alta ma negativo. E ora mi sta gente non l'ho mai vista, ma so sarà a casa da 8 giorni con tutta la famiglia, non ho ancora capito perché, diamine. Ogni modo, dai, tutto pulito. Ti, come sito? Ti sì. Ecco. Dimmi tutto, un consiglio sul prossimo presidente. Cioè, cosa hai voluto che ti dicano? Se consiglio di Berlusconi, ma avevo paura che vada a finire come il Milan, i primi anni, boom boom boom, conquistiamo l'Europa e dopo ciao, ne compra i cinesi. Non so se... di sicuro se arriva io ci sarebbe una donna al Quirinale, beh, anche capite una con idea. Scusami un secondo che... Ah, Maria Maria. Scusami che se devo chiamarmi il premio cinese, sì. Sì, dai Gabi pazienza, te diciamo dopo che voglio contare barzette, quello di sicuro. E mi conta sempre le barzette sui veneti che metterò a misura. Te diciamo dopo, Sergione. Vabbè, ciao Pazzarella. Ciao. Ehi là, si ping pong. Ni hao, ni hao. Come stai, si ping pong? Lo sapevo. Ah, te hai delle barzette nuove, dimmi dai, dimmi. Come che si chiama il più grande archeologo veneto, no? Kiruma Kataossi, forte. E il ministro dei trasporti veneto, no? Furgonsin. Ah, Furgonsin, forte, forte, bella. E il più grande barista veneto, non so proprio. Nogosuki Makinotti. Ah, Nogosuki Makinotti, forte, bella questa, Non mi conta ogni volta, ma se sapessi che game importano gli altri là, con Marco Polo ancora da quante vecchie che eseguono, stai qua a contarmi le nostre ste barzette qua. Dimmi, si ping pong. Sì, grazie a te, Fonada. Certo che vengo giù con le Olimpiadi invernali, senz'altro vengo a fare un salto. Cosa hai detto adesso che ho fatto? Dai, dimmi, come si chiama il più grande sciatore veneto? Skivolpin. Bella, bella, Skivolpin, forte. Scusami che go proprio da darti il premio inglese per sotto. Ciao, si ping pong, ni hao, saluda mao. Ehi là, Baby Johnson, come andiamo? How we go? Puito, dai, clean. So casa in quarantena. About 14. Quarantena. Ascolta, attention, che razza è così che tu fatto con quei festini Little Party Buey? Cosa che... Ma vai, per me non ti queda di metterti, oce, ai. Ho capito un gesto politico, ho capito, ma devi pensare anche a te stesso. Capisco se te vivessi a casa da solo, ti solo, you alone. Ma a casa te che dopo te neonate che piange giorno e notte, in più tua moglie, a se ne in clock down te ne via qua a testa, non sta di metterti, no? Ti dico per esperienza che siamo qua. Ecco, giusto, sì, casomai se te stai a casa ti organizzi una festina, tanto ti sei abituato, mi pare giusto. Sì, però anche a te, fare una festina a sera prima del funerale del principe Filippo e il marito della regina Betty. Ho letto i giornali,
che credo che se in casa. Ha fatto ben casarsi, invite la prossima volta, andiamo? Va bene, ciao Baby Johnson, ciao spettinatissimo. Fortuna che so le lingue var.